Ah, Chuck. Tu il Chuck ormai lo usi? Sì, sì. Cioè hai usato quello vero, quello da regista? Il Chuck vero, esatto. Sì, sì. Tra l'altro è bello, però già fare social car in Sicilia è bello perché senti i cazzo non c'è tutto. Ah, vero, Sì. abbiamo cioè tutto quello che non dovrei fare, finestrini aperti, quindi clacson, rumori, sì, ok? Aria condizionata altissima, quindi rumori dentro la telecamera. Benissimo. Ma tu che regista sei? Scusami, che Ma sceneggiatore tu hai fatto sei? il Chuck, io non l'avevo dato il via. Scusami. Scusami, io sono aiuto regista, in questo caso ti sto aiutando. Comunque, tu pensi che Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Hai fatto la battuta. Bella, che poi non ha fatto nessuno, sai, Nessuno. nessuna intervista inizia con tutto a posto. No, tutto a posto. È stata la prima volta che ho voluto prendere in mano un Chuck vero. Perché in realtà io avevo già fatto un film che era classe Z, ma il Chuck in mano non l'avevo mai preso. Invece nel mio film tutto a posto ho avuto l'onore di prendere il Chuck e quando ero piccolo sono andato a Disneyland, invece di comprare un Chuck. E a casa tengo ancora quel Chuck che non so, quindi io già sapevo, forse quando ero piccolo, che un giorno avrei usato. Roberto Lipari da piccolo voleva fare il regista. Non lo so. O quantomeno utilizzare il Chuck. Volevo fare cinema. Quindi in realtà tutta questa scusa di fare un film, di girare il film, di uscire in Italia solo per poter tenere in mano un Chuck vero. Non sapevo come inventarmi costo tutto. Esatto. Buongiorno Lipari. Buongiorno professore Mancuso. Come sta papà? Buongiorno professoressa Mancuso. Ma come sta papà? Buongiorno Lipari. Professorino Mancuso, papà sta bene. Robertino, una cosa veloce che c'è una partita di calcetto. No, c'è il torneo. Scusami, non mi ricordo più le 3 domande che ti devo fare. In questa università le cose non cambieranno mai se continueranno ad entrare i parenti. E Ficarra e Picone hanno detto di te, Roberto Lipari è il comico del futuro. No, hanno detto proprio, cioè loro hanno detto esattamente, le parole sono queste. Noi, siccome tutti quelli giovani cerchiamo di spezzargli le gambe, abbiamo provato pure con lui, ho detto gli facciamo fare un film bruttissimo e gli roviamo la carriera, e invece gli è uscito buono. Questa è stata esattamente l'espressione di Salve Valenti. Perché hai realizzato il tuo film grazie a loro. Perché loro hanno prodotto l'ADR, il tiro di razza, la Trump Limited, che è la produzione, e quindi Carpicone e tiro di razza hanno prodotto il film e quindi mi hanno dato questa possibilità. Il loro piano malefico è fallito perché il film è andato bene e quindi niente, quindi sono rimasti fregati. E la cosa bella è che noi abbiamo fatto il film e poi dopo 3 mesi abbiamo, cioè in pratica noi facciamo il film a Catania, giriamo qui a Catania e il rettore di Catania ci diffida, ci dice non potete riprendere i luoghi dell'università perché sembra quasi che queste cose succedono da noi. Quasi. Dopo qualche mese hanno indagato il rettore dell'operazione Università Bandita, non so quanti professori, tanti capi di imputazione, 40 atenei coinvolti, un pa' pochi. E ti hanno detto, tu lo sapevi? Io invece non ne sapevo niente, cioè pare che è un documentario il film, ma io non ne sapevo niente. C'ha ragione lo zio. Io i raccomandati li odio. E io per passare un esame mi devo conciare così. Qui dobbiamo pagare tutti. Non è il figlio del rettore. Tutti sanno come ottengo successi ed è grazie a te. Non vuoi più essere il figlio del rettore, Esatto. giusto? Perfetto, allora quella è la porta. Sì. E ora la gente è convinta Girato ogni a volta- Catania, tra girato a l'altro. Catania, dice ogni volta che faccio un film risolvo un problema. E mi hanno chiamato quelli della strada di Catania, ci fanno uno sulle buche, ho detto ma io non è che c'ho superpoteri, non lo sapevo, è successo, evidentemente forse abbiamo toccato un nervo scoperto, però Perché tu lo sai, essendo studente, un po' fuori corso, ma ancora studente io universitario. non ho mai fatto il nulla osta, quindi in teoria sono ancora studente di medicina all'Università di Palermo, sì. Vivi con i tuoi. Vivo con i miei come da buono studente. Sono tornato dopo l'esperienza milanese, sono tornato a vivere con i miei durante la scrittura del film e ci sono rimasto per adesso, e quindi in realtà non ci sto a casa perché sto Vabbè, sempre sempre in giro. firriando. Nel film tu, Roberto studente, inventi un'app Sì. che si chiama appunto Tutto a posto, Tutto a posto. per dare i voti ai professori. Quindi Esatto. la situazione praticamente si ribalta. Da corrotti diventano Buoni. Cioè a me piaceva vedere i potenti, quelli che abusano del loro potere. Noi abbiamo preso all'università, ma vale per qualunque principio di abuso di potere, vederli ridicoli. Mi piaceva questo. E quindi siamo inventati un'app, eravamo soddisfatti nel vedere loro perdere. E quindi siccome nella vita è complicato, ho detto inventiamoci un film in cui succede, e devo essere onesto, si è seccato davvero nella scrittura. Abbiamo scritto in 4, Paolo Pintacuda, Ignazio Rosato, Robertanelli e io,
e un po' tutti avevamo vissuto, al di là del fatto di essere sceneggiatori, avevamo vissuto la vita universitaria. C'era chi aveva fatto l'assistente, quindi conosceva l'altro lato, diciamo, doveva servire il scrivania. professore, esatto. Poi c'era chi ha 2 lauree, per esempio un amico non c'era 2 lauree, quindi sapeva tutte le tecniche per superare gli esami. Quindi Fantastico. l'esperienza personale, un po' i fatti di cronaca, è venuto fuori un film verosimile. Hai girato un po' tutta l'Italia per presentarlo. Sì, abituati in università a chiedere ai ragazzi, e la cosa incredibile è che ovunque andavamo c'era una conferma del fatto che i problemi ci sono un po' ovunque. Non è legato alla Sicilia, perché se uno dice il film avete fatto in Sicilia perché è successo qua, no. Anzi, l'operazione Università Bandita coinvolgeva, anzi il giorno in cui è uscito il film, il 3 ottobre, 600 professori sono stati indagati che avevano un doppio lavoro. Cioè il giorno in cui è uscito, praticamente questo film se rimane ancora in sala chissà che cosa viene fuori, cioè è pericoloso, quello di... Cioè sei stato un veggente. Io non lo so ragazzi, c'ho i superpoteri. Io nel curriculum ho messo profeta. Sei un influencer. Ma sì, perché c'era freddo l'altro giorno, sono presa da Chiperina comunque, è passato il freddo. Quanti follower hai? Tanti followers, ma non lo so, io guarda, io sono un comico, questo fatto che siccome uno ha i follower diventa influencer, non la sopporto questa cosa. Io nella mia vita dico sempre ho fatto quello che piaceva a me e ho avuto la fortuna che quello che piaceva a me piaceva agli altri. Ma non sei un influencer, sei un content creator. Te l'avevano mai detto? Io dico, io vengo a Catania per farmi prendere a parolacce. Questa cosa non la so, cioè io vengo qua, noi ci conosciamo, però io sono una brava ragazza, ti metto anche a tuo agio. Un content creator, io ti ho mai detto una cosa del genere, cioè a me non mi è mai successo che uno mi ferma. Guarda, sei un content creator. Non sono incazzati, guarda, adesso sono rimasti incazzati. Se viene la telecamera non lo so, ma penso di sì. Sei sempre un impiegato dei social, se tu dici sei un creatore di contenuti. Ci fai caso come impostato? Invece sono io che sfrutto i social, anche se poi in realtà inconsapevolmente sono loro che sfruttano, però voglio credere. Questo impiegato dei social ancora non l'avevo sentita. Ma siamo tutti impiegati dei social. Non la posso rivendere. Tutta gente che lavoriamo a gratis per Mark Zuckerberg. Non mi piace questa cosa, però. Ma purtroppo è il sistema che ci hanno messo. No, ma mi sto intristendo. No, infatti, no, ti volevo dire il tuo video. Visto che non sono così sono content creator. Il tuo video, quel video che ti è piaciuto di più, diciamo degli ultimi? Non lo so, degli ultimi. Io mi sono innamorato di alcune note vocali che ho fatto. Perché da quando ho cominciato a fare note vocali mi sono veramente sfogato tanto perché mi liberavo di tanti pensieri che avevo. E buona, c'è la nota vocale a Salvini, una di quelle che mi fa ridere di più, quella a Libero quando scrisse un titolo contro i terroni. E poi vabbè, quella dei gesti, che è quello che mi ha reso internazionale per un po', che se esistesse un'app che dà la possibilità agli studenti di valutare l'operato dei professori, questi non potrebbero più fare ciò che vogliono. Capite che voglio dire? Io vorrei sapere chi è questo figlio di Bottana che si è inventata questa app. Tuo figlio. Mio figlio. Scrivi 30 e cancella la crociera. Grazie professore. Dal latino gratis. Mi raccomando, collezionate pallini. hanno utilizzato il video per spiegare i gesti australiani nell'università. C'ero io proiettato in un muro che dicevo no, vi chiamano così, è una cosa stupenda. Questo è il bello del web, è questo, nel senso che non ha un confine, cosa che magari prima per riuscire ad arrivare in Australia che ci devi proprio andare. Ci devi andare. Sono una generazione fortunata da questo punto di vista. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro è fare un secondo film, poi mettersi a scrivere qualcosa di nuovo come spettacolo. Comunque devo creare, quindi sarò un content creator però in the life, nella vita reale. Comunque alla fine tu fai il comico con la riflessione finale, sempre. Io penso che è la cosa che ti contraddistingue. Io parto dalla riflessione e poi utilizzo la comicità per poterla dire, perché secondo me è un mezzo che ti porta a sentire uno per un'ora e mezza un tizio che parla su un palco. Funziona solo con la comicità, è difficile con i monologhi seri, un po' da noi. Vedi la mano che non si ferma, caspita, ha ragione Piccone. Grazie Roberto Lipari. Ciao a tutti, se veramente abbiamo registrato questa puntata, perché viviamo nel dubbio, la suspense. Ciao, una basata.